Vicenza città sicura, lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, lo dice uno studio del Sole 24 Ore che sorprendentemente pone il vicentino in un paradiso nazionale per quanto riguarda gli indici della criminalità. Vicenza è 73esima su 106 province in Italia. In Veneto, la provincia con più reati denunciati è quella di Venezia, 18esima a livello nazionale. Seguono Padova, 27esima, e Verona, 54esima. Il colpo di scena è sugli stupefacenti. Siamo abituati a parlare di Campomarzo, outlet veneto della droga, eppure i numeri dicono che c'è di peggio, molto peggio. Padova, per esempio, è prima nazionale per reati denunciati legati agli stupefacenti. Vicenza, invece, è 102esima, quintultima in Italia, la migliore in Veneto. Un dato che incoraggia il sindaco Francesco Rucco, che della lotta al degrado e alla droga ha fatto la sua bandiera. Gli investimenti fatti in termini di sicurezza, di controllo del territorio, antidegrado e antidroga sono stati tanti in questi 3 anni, i risultati cominciano a vedersi in maniera concreta, ricordo anche una sezione di antidroga con un cane ad hoc aria destinato proprio al controllo sia nei parchi che nelle scuole, nelle vicinanze delle scuole, e quindi un'azione mirata che sta dando i frutti, bisogna insistere su questa direzione. In questa analisi le voci in cui Vicenza è piazzata peggio sono sorprendentemente le truffe informatiche, dove compare al 17° posto in Italia, e i furti in abitazione, dove è 22esima con 233 reati ogni 100.000 abitanti. Molto bene invece per quanto riguarda le estorsioni, che sono rarissime, tanto che la provincia vicentina è 94esima, per tentati omicidi 96esima e per le minacce 97esima. Ma le voci in cui Vicenza eccelle a livello nazionale sono le contraffazioni, per cui con 0,5 casi ogni 100.000 abitanti è terzultima in Italia, e le rapine in banca e negli uffici postali, per cui è ultima assoluta, con nessun episodio registrato nell'ultimo anno. Abbiamo una grande soddisfazione per i risultati raggiunti.